335.808 volte grazie a tutte le persone che hanno deciso di dare un contributo per questa importante iniziativa. E di 114.947,49 euro, frutto di 335.808 donazioni effettuate dai clienti Despar Nord a ottobre. La somma raccolta a favore del progetto Sostieni la ricerca, promosso da Despar Nord, azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, e Andos Udine. La donazione media è pari a 0,34 euro, testimonia, come sottolineato dai promotori, che con poco in tanti si può fare molto per tutti. La consegna dell'assegno al direttore generale Denis Caporale, che ha parlato di un risultato sorprendente raggiunto in pochissimo tempo grazie al grande lavoro di squadra. Questo risultato ottenuto è merito sicuramente dell'impegno che la nostra azienda riserva sul territorio da sempre, ma non lo facciamo perché sentiamo veramente è un dovere per noi poter da un lato restituire al territorio quello che il territorio ha riservato a noi in questi 65 anni. Fare squadra, che non è altro che il Fasin di Bessoi 4.0, porta sempre risultati. Sì, fare squadra porta sempre risultati, perché questo lavoro è frutto, cioè l'inizio è già in atto, però il lavoro viene fatto in collaborazione con il laboratorio del professor Curcio, che appunto analizzerà i tessuti e faremo le valutazioni sulle terapie e sui meccanismi di diffusione della malattia, ma è un lavoro di squadra che riguarda tutte le persone che lavorano in questo campo. Cosa vuol dire? Vuol dire che da chi vede la paziente per primo, che le deve dare la notizia, a chi come noi la cura, a chi poi la segue per riabilitarsi, per tornare alla vita normale. A me piace sempre dire che io non curo malattie, curo persone, quindi vorrei che fosse chiaro che non è il lavoro di uno, io sono solo uno dei tasselli che porta a questi risultati. La nostra regione va bene come risultati e come sopravvivenza, è credo la più alta in Italia.